Bentornati all'appuntamento con Cronache Venete, contenitore di attualità, cultura e tanta cronaca. Quest'oggi partiamo proprio dalla cronaca e dal 50° anniversario della tragedia del Vajont. 50 anni fa, come tutti voi sanno, la diga del Vajont, un pezzo del Monte Toc cadeva nella diga del Vajont e trascinava a valle acqua, detriti, distruggendo le città di Longarone, i comuni di Erto e Casso. Una Madonnina fu ritrovata nel comune di Fossalta. Vediamo i dettagli nel servizio. Con una suggestiva cerimonia religiosa e la partecipazione del vescovo emerito di Verona, Monsignor Flavio Carraro, ritorna dopo 50 anni dal fiume Piave la statua in legno della Madonna priva delle mani, con ancora ben visibili i segni del dramma avvenuto. Statua consumata e ferita, trascinata dal vortice insanguinato della corrente, fragile simbolo del dolore. Si fermò al ponte di barche del piccolo ma grazioso comune di Fossalta di Piave. 50 anni fa c'è stata la disgrazia del Vajont. Che cosa mi vuole dire di questo ritrovamento del Il fatto che la Madonna Lignea di Longarone si sia fermata a Fossalta, come ho detto nel mio discorso di questa sera, non è un caso, doveva proprio fermarsi qua. C'è stato il ritrovamento del simulacro della Madonna del Vajont, dove ci sono stati 1918 vittime, più o meno, perché molti non sono stati trovati. Questa sera abbiamo ricordato quella data, abbiamo fatto la ricorrenza con un seguito e una partecipazione da parte della cittadinanza e dei fedeli assolutamente incredibile. L'allora giovane Walter Zamuner recuperò la statua della Madonna proveniente da una delle tante chiese di Longarone distrutte dalla terrificante onda causata dall'orribile diga del Vajont. Che cosa mi vuole raccontare di quel periodo? Io sono un cavatore di ghiaia, ho sempre lavorato sul Piave da tanti anni. Ho scordato l'immagine della Madonna quando è venuto giù, quella famosa frana, in mezzo ai tronchi di legno c'era la statua della Madonna. Sono andato a prendere una mia barca come papà, di miei zii, che lavoravamo di ghiaia e sabbia sempre sul fiume, e ho risalito il fiume fino a Fossalta di Piave, da Sant'Anna, dove mi sono incontrato con tutti quei tronchi e la statua della Madonna. Salita in barca, volevo andare a riva, ma si è inchigliato un albero sotto l'elica. Ho dovuto scendere in acqua, sono andato a tirare fuori l'albero, poi ho rimesso in moto, sono andato a riva e l'ho portata qui a Fossalta. Quel giorno intere famiglie, bambini abbracciati alle loro mamme e teneramente stretti ai loro papà e nonni, furono sommersi e brutalmente uccisi dalla superficialità umana che pose con mano criminale i soldi di pochi a discapito della vita umana. E secondo lei perché si è fermata a Fossalta di Piave questa Madonna? Prima un parrocchiano mio mi ha detto, sapeva dove farsi trovare. Vedendo la manifestazione di questa sera ha detto, la Madonna sapeva dove farsi trovare, aveva capito dove doveva fermarsi, ecco questo, ecco. Io penso che ci sia qualcosa di così misterioso, cioè nel senso che, dicevo prima al signor Zamuner, il sindaco diceva, è merito tuo se è successo questo? No, dicevo io, merito di due, suo e della Madonna che si sono incontrati qui. Non credo che ci sia una risposta, non credo che ci sia una risposta. Ancora oggi, a distanza di 50 anni, le vittime innocenti e i familiari sopravvissuti attendono quella giustizia che mai è venuta e che probabilmente mai arriverà. E ancora oggi la Madonna del Vajont segna non solo una data, un fatto, ma quello che ci si può aspettare se continuiamo nella nostra scellerata mania di sconvolgere la natura.